In questa terra d'esame e dolore e baccato pezzi enormità di su morinde su fame ove so sopra non viene nulla si non ammento de umanità di storia in questo. Buongiorno! Oggi ci troviamo al Tempio Nuragico a Pozzo di Irru a Nulpi, provincia di Sassari. Oggi è una giornata particolare, come vedete sta piovendo, ma riusciamo a girare questa puntata grazie a questa struttura che sta coprendo il pozzo. Prima di procedere con questa visita ci raccomandiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube per poterci dare una mano e poter fare in modo tale che questi filmati possano girare molto di più su internet e aiutarci a divulgare queste bellezze. Ricordatevi anche dei nostri canali Facebook e Instagram dove pubblichiamo immagini, commenti, articoli e quant'altro. Ed ora procediamo con la visita, ma dopo la sigla! Partiamo con la visita a questa struttura che ha un lato di 16 metri e l'altro di 7,5, è in pietra calcarea e sostanzialmente si divide in tre zone. Una prima zona che vedete giù in fondo ed è il pozzo vero e proprio, poi una seconda zona venendo appunto verso di me che è il vestibolo, quindi una zona diciamo antistante il pozzo, e poi una terza zona che viene appunto verso l'esterno. Subito qui verso di noi possiamo ammirare la decorazione del muro esterno che presenta le cosiddette bugne. Alcuni le interpretano come diciamo delle mammelle che sono appunto il segno della fertilità femminile, e altri le interpretano come strutture appunto che servivano per il trasporto delle pietre prima di essere collocate. La noche está tan fría que escarcha gotas en mi balcón. La vela se consume mientras escribo estos versos de amor. Del blanco velo de tu dulzura. Ecco, come potete vedere, il pozzo ha una forma semicircolare, è costruito anche questo come gli altri con dei conci, con delle file di conci che appunto sono stati collocati con la tecnica ad aggetto in modo da appunto degradare fino all'interno. Non ci sono delle scale, quindi sostanzialmente non si accede al fondo del pozzo che, come vedete, contiene anche ora dell'acqua. Poi possiamo diciamo percorrere il resto della struttura muovendoci lungo i canali di scolo dell'acqua, per cui potete vedere che in una situazione diciamo di pieno del pozzo l'acqua appunto poteva scorrere all'interno di questa canalina per poi
poter essere raccolta in questa sorta di piccola vasca che vedete ora inquadrata. Una volta riempita anche questa piccola vasca, l'acqua riprendeva il suo flusso fino ad arrivare ad una apertura nella parte esterna del muro che abbiamo visto precedentemente. Prima di terminare questa nostra puntata, vi ricordiamo quali sono le altre puntate che abbiamo girato in pozzi sacri e che hanno strutture ovviamente molto simili a questa. Nella puntata numero 20 troverete in effetti una documentazione che abbiamo girato, un documentario che abbiamo girato presso il pozzo del Parco Archeologico di Santa Vittoria di Serri, e nella puntata numero 39 troverete un documentario che abbiamo girato presso il pozzo di Predio Canopoli a Perfugas. Che dire di più di questa meraviglia? Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener? Sino muerte padecer, la mayor que nunca vi. Lástima tengo de mí, por ser mi mal tan entero. Muero porque no muero y vivo sin vivir en mí. Siamo giunti al termine di questa visita, vi ringraziamo per averci seguito, ricordatevi sempre di seguire i nostri canali e di aggiungere i vari mi piace, iscrizioni eccetera, perché come dicevamo all'inizio sono uno dei tanti motori che possono spingere la divulgazione di queste bellezze della Sardegna. E che dire ancora? Al prossimo video. Grazie, ciao!